Era il primo e il più, indiscrezioni ovviamente, che ci hanno detto il più direi apprezzato come progetto. E dopo ci ritroviamo a essere sorpassati da Basilicata o da altre regioni. Non nasconde sconcerto e amarezza Mario Pozza, presidente di Unioncamere del Veneto, di fronte alla bocciatura di Neural, progetto cardine del Competence Center di Padova, realtà che mette insieme il mondo accademico ed economico veneto sui temi dell'innovazione. Neural aveva l'ambizioso obiettivo di sviluppare l'intelligenza artificiale a nord-est e tutte le implicazioni derivanti dalla blockchain. Sulla carta un progetto vincente dal valore complessivo di 6 milioni di euro che doveva essere finanziato per il 50% con fondi europei e per il restante 50% con risorse nazionali. La doccia non è soltanto fredda per Unioncamere. Sì, gelata sul Veneto, ancora una volta dobbiamo riscontrare che il Veneto viene emarginato, abbiamo un'emarginazione, lo dico sempre, infrastrutturale, non abbiamo la banda larga coperta dappertutto, non abbiamo lo sbocco a nord, i famosi 20 km tra Sandonà e Portogruaro che non si riesce a venirne fuori, l'alta velocità abbiamo dovuto alzare la voce per averla da Vicenza a Padova e adesso ciliegina sulla torta, l'unico competence center a livello nazionale che da quanto ci risulta in questo momento non è neanche nella graduatoria. Imprese e università si sono messe in moto, l'obiettivo è ribaltare una graduatoria definita ma non ancora ufficializzata e che terrebbe fuori anche le regioni Lombardia e Friuli. Ci siamo già attivati, il Presidente Zaia ha informato, mi ha assicurato il suo impegno per portare a casa il finanziamento e io mi auguro che adesso si arrivi all'obiettivo. Abbiamo un Ministro che tra l'altro è dello stesso partito, il Ministro Giorgetti, quindi direi che tutto il peso del Veneto sta. La cartina di tornasole sarà quando avremo la risposta, sì o no o al 50%. Io mi auguro che sia un sì pieno.